Roma Cristiano Cadeddu Service, in zona industriale a Selargius. Terapia e bellezza, via del Platano 2, Cagliari. Pasticceria L'Isolana, via Oberdan 30, Valle d'Oria. Biosarda Disinfestazioni, via Umberto 85, Ittiri. biosardadisinfestazioni.it. Giampaolo Barceloneta, la mente e la creatività. Antonella Cuccureddu, la bellezza e l'equilibrio. Gianni Careddu Pani, l'estro e la fermezza. Grande. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Antonella, come stai? Bene, tu Tutto a posto. E io c'ho anche Barcelloneta. Ciao cara, come stai cara? Aspetta, che ti sta preso montando la la testa mossa. perché va dai VIP. Guarda che io ho le Possibile. forbici per fare i capelli. Io non so niente. Che vai a rompere le scatole anche ai VIP. Che vengono in Sardegna. Ma dai, Io ho fatto, Paolo. ho fatto solo il mio dovere. Poi Ho fatto uno- un'incursione in piena regola. Poi Io un devo VIP che- tutelare i io sardi. io lo adoro, poi a me piace da morire. Figurati, Federico, ti figurati. amo. Mua. Vabbè, E vediamoci questo servizio di Giampaolo Barcellonetta. Ha rotto le scatole a Federico Ma Fashion tanto Style. però, Ma tanto. poverino. Io ho fatto il mio dovere. Vengo a farmi i capelli. Guardiamo. Guardiamolo, dai. Amo il mio lavoro. Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni per la zona rossa di andare in Sardegna a organizzare lì il mio lavoro in massima sicurezza. A chi ho tolto il lavoro? La gente è cattiva. Mi hanno distrutto la macchina, io non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi, tanto io la macchina me la sistemo. Sapete cosa sto facendo? Sto già affettando la salsiccia, che è buonissima, sarda, perché devo andare a trovare Federico Fashion Style. Salsiccia buonissima. Il vino, perché noi in Sardegna siamo molto ospitali e abbiamo un cuore grande. Però il signor Federico non saprà che cosa mangerà. Caro Federico, stiamo per arrivare. Me la bevo intanto. Federico, preparati. La macchina di Federico, come vedete, è parcata di fronte al salone di parruccheria. Salve, state comodi ragazzi. Allora, noi dobbiamo parlare col signor Federico. Non posso... Qualora fosse vero che qualche sardo abbia preso a calci o non so come la macchina, questo non va bene. Noi ci dissociamo. Carissimo, come stai? Bene, come Beato stai? chi ti- Allontanati perché devi mantenere la normativa Covid. Sei Ma- qua, perché sei qua? Sentiamo. C'ho i clienti lì, Sì, sbrigate. allora, tutti con te ce l'hanno, non è possibile. Beh, non lo so, perché forse magari quando sia successo, magari c'è qualcuno che è invidioso. Che dici? Il danno che ti hanno fatto, te l'hanno fatto anche ad Anzio, non è che te l'hanno fatto solo qua. Ma chi ha detto che me l'hanno fatto? Io non ce l'ho con i sardi, io li amo i sardi. Chi ha detto nulla contro i sardi? Sicuro? Ma assolutamente sì. Io non ho nulla contro i sardi, ho detto che purtroppo, essendo stato ospite di una trasmissione molto importante di Barbara D'Urso, dove comunque tanti hanno giudicato in maniera anche un po' troppo aggressiva nei miei confronti, è stato incitato all'odio e quindi magari qualche bulletto della situazione ha fatto un'azione vandalica, ma niente di che. Ma assolutamente succede ovunque. C'è ad Ma c'è Anzio. la Sardi. Ad Anzio hai preso 2 posteggi per mettere quella macchina. Vabbè, ma l'hai vista che macchina? Poi un'altra cosa, Dimmi quest'estate tutto. ci siamo divertiti, te ne sei andato,
sei arrivato ad Anzio Sì. e quasi quasi noi eravamo gli untori tuoi. Ma lo stai dicendo te? Io non l'ho mai detto. Tu hai detto, se ero in Sardegna mi ho Vabbè, ma preso che il c'entra? Covid. Ero in Sardegna, ero in vacanza in Sardegna e il Covid non l'ho detto che me l'ha attaccato un sardo, me lo poteva attaccare chiunque. No, hai detto Che ero in Sardegna in vacanza, perché e c'entra? sei tornato ad Anzio col Covid. Beh, dire che ero in vacanza e dire che me l'ha attaccato i sardi c'è un abisso. No. Io ho detto ero in vacanza in Sardegna dove ho contratto il Covid, ma non ho detto me l'ha attaccato un sardo o i sardi sono untori del Covid, perché in Sardegna c'erano comunque romani, napoletani, milanesi, c'era gente che arrivava da Ibiza, quindi comunque non è detto che me l'ha attaccato un sardo, pure chi lo dice, chi lo può dire. Ma cosa è successo ad Alghero? Ma tu hai messo la macchina all'interno del commissariato? Scusa? Hai messo la macchina all'interno Sono del... stato contattato dal commissariato che volevano tutelarmi e mi hanno detto di mettere la macchina all'interno del loro posteggio auto, sì. Dunque la notte la macchina ha dormito all'interno Ha dormito vicino alla macchina della polizia, sì. Ma Eccomi qua ragazzi, sono appena sceso dalla macchina, ho parcheggiato, mi tolgo la mascherina tanto sono da solo, perché sono nel parcheggio, vedete, del commissariato di Alghero, perché oggi sono stato contattato da loro per tutelare me, tutelare la macchina. Dopo tutto l'accaduto che è successo mi hanno dato la possibilità di parcheggiare qui all'interno del loro posteggio, così possono controllare meglio, perché fuori l'albergo non un parcheggio custodito. ti sei messo a fare dei video all'interno di una Sì. struttura militare, lo Sì. sai che non si possono Ma fare tu dei lo sai video? che io ho chiesto l'autorizzazione prima di farlo? Eh sì, E ti hanno autorizzato? Certo, se no non lo facevo. Lo sai che hai ripreso anche delle macchine militari all'interno? Militari, non c'era nessuna macchina militare, c'era una macchina, c'erano delle macchine della polizia, basta. Prima di fare un video ho chiesto un'autorizzazione alla persona che era lì di turno, chiedendo se era possibile fare un video per ringraziare il commissariato di Alghero che mi ha dato questa possibilità. Mi è stata data l'autorizzazione, mi hanno anche visto mentre facevo il video, io più di questo non so che dirti, poteva esserci dietro anche la macchina del Presidente della Repubblica, io che ne so. Non ti hanno detto niente. Mi hanno dato l'autorizzazione a fare il video. Ma se ti sei accorto che c'erano più persone a Sassari, Sì. potevi anche bloccare il tuo taglio? Allora, io Perché così è successo, che ieri sono all'interno... beccato il verbale. Allora, A all'interno... te non ti hanno fatto niente. Se mi fai parlare mi fai replicare. Allora, all'interno della struttura di quale io ero ospite c'era un addetto alla sicurezza che era all'entrata e controllava le persone che erano all'interno in base alla metratura dello spazio. Nel momento in cui sono arrivate le forze dell'ordine a fare un controllo, c'era 2 persone che erano all'ingresso che stavano pagando e 2 nel frangente, perché c'era caos fuori che chiedevano le foto, i fan, e quindi 2 stavano per entrare e 2 stavano per uscire. Loro sono entrati in quel momento. Io voglio dire anche una cosa, secondo me più che controllare quanta gente c'era dentro, perché noi siamo stati sempre nella norma, nelle regole, abbiamo sempre mantenuto le distanze. Io ho trovato poco carino, secondo me, che noi non abbiamo saputo la notizia già era uscita su tantissimi settimanali, su tanti siti web, rilasciata un'intervista proprio dalla polizia locale, al quale si sono fatti anche dei selfie davanti la scritta chiuso. Sì, abbiamo anche le prove, quindi io l'ho trovata più che altro una cosa di un discorso di Sei certo di quello che mediaticità. dici? Beh, ma la verità, c'ho anche dei video, quindi più di questo. Ma io non ho nulla da dire, non ho nulla da dire contro i sardi, io amo la Sardegna, amo i sardi. In Sardegna, noi dopo che finiamo di parlare, Sì. ce la beviamo. Ce la beviamo, Ci ok. beviamo un bel bicchiere di vino, mi dai cortesemente e ti perdoniamo, va. Ma io non devo essere perdonato di nulla, di che cosa mi devo far perdonare? Allora, tu lo sai che in Sardegna Sì. abbiamo delle cose tipiche? Sì, che io Ok. amo il pane carasao, lo Il pane adoro. carasau. Questo noi te lo diamo, Sì, te lo doniamo. ok. Dopodiché noi abbiamo anche la salsiccia, crema di formaggio, Sì, ok? Adesso tu devi, per i sardi, sì. assaggiare la crema di formaggio. Ma non si può fare perché c'è... È tutto- no, ma non posso togliermi la mascherina davanti a te. No, la telecamera mi segue e me lo mangio. Perché mi fa schifo? Lo metto sul pane, Ok, esatto. la telecamera viene con me.
Nuova Cristiano Cadeddu Service in zona industriale a Selargius. Terapia e bellezza, via del Platano 2, Cagliari. Biosarda Disinfestazioni, via Umberto 85, Ittiri. biosardadisinfestazioni.it. Pasticceria L'Isolana, via Oberdan 30, Valle d'Odia. Era buono sto formaggio? Era buonissimo. Bene, sai cosa hai mangiato, Sì. caro? Il formaggio, guarda, con i vermi sardi. Ma era buono uguale, non me ne frega niente, era pazzesco. Viva la Sardegna! Assestate. Ciao, vado al lavoro. Bene, cari amici e care amiche, voi continuate a farvi fare i capelli da Federico Fashion Style. Io continuo ad andare nell'ovile del mio amico Gigi Sana degli Stentales, che me li fa gratis. Sto bene, vero? Ciao. Barcellonetta ha Complimenti, superato Giampaolo. ragazzi, Vai modestamente. sempre a stuzzicare, anche i VIP. Ma Io faccio insomma, servizi seri, Ma gli hai fatto Ma mangiare il formaggio dai, coi Giampaolo. capitoni, non coi vermi. Ma scusa, che era toglimi quella roba? Sì, ma toglimi una curiosità, io sono un appassionato di formaggio coi vermi, però quei vermi erano delle bisce. preso. non possiamo Dove li fare hai presi? pubblicità. Facciamo. Però me li ha dato un mio amico carissimo che è Chi è? Gigi Sana degli Stentales. Sono andato nel suo ovile dove fa anche il formaggio, la salsiccia buonissima, e mi ha dato questi Io vado vermi. da Gigi a fare i capelli, lo sai? E infatti si vede, Bravo. si vede. Guarda, mi ha si dato vede. anche le forbici. Vedi, si vede. Vedi Antonella Per che le- trovo. Per E le anche il mio- pellicine anche dei il mio piedi parrucchiere sono- barbiere, Gigi. Vieni, Ah. vieni, proviamo a fare il pizzetto. La lingua di Vabbè, Antonella. basta, Vabbè, facciamoci facciamo le seri, persone ringraziamo, serie, dai. grazie a tutti per averci seguito. Seguiteci sulle nostre pagine social, agenti0010.com e sulla pagina Facebook. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Magandone, ciao. Nuova Cristiano Cadeddu Service in zona industriale a Selargius. Terapia e bellezza, via del Platano 2, Cagliari. Pasticceria L'Isolana, via Oberdan 30, Valle d'Odia. Biosarda Disinfestazioni, via Umberto 85, Ittiri. biosardadisinfestazioni.it.